Vi ringrazio nuovamente per essere presenti al quarto webinar in progetto nell'ambito dell'iniziativa Giugno Circolare. Questa iniziativa è stata organizzata dal Comune di Udine in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia della Regione Friuli Venezia Giulia, APFVG, i Federconsumatori, che ringrazio sia l'APE che Federconsumatori che il Comune di Udine, e i Frame. Io in particolare sono Elisa Tomasinsic e faccio parte proprio di questa società, iFrame, e in questa veste collaboro con il Comune di Udine, in particolare con l'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione, che è coordinato da Bruno Grizzaffi e che è anche lui presente tra noi. La collaborazione nell'ambito del progetto europeo City Circle, Centri di Economia Circolare nell'Europa Centrale, è un progetto cofinanziato nel programma di cooperazione territoriale europea Central Europe, e di questo progetto è partner il Comune di Udine. Nell'ambito del progetto è stato avviato questo ciclo di incontri che si chiama appunto Giugno Circolare, perché si è sviluppato tutto nel mese di giugno e si è articolato in una serie di incontri. L'obiettivo di questi incontri è parlare assieme a voi, insomma, confrontarci sui temi della circolarità e della sostenibilità, cioè analizzandoli a tutto tondo. Abbiamo già fatto dei webinar sull'energia, sull'alimentazione, anche sull'uso e riuso di prodotti, ma oggi parliamo di mobilità. Perché l'obiettivo è quello di definire in che modi e quindi parlare di buone pratiche, accogliere spunti, ma anche ragionare assieme su quelle che sono le opportunità, oppure anche vedere esempi concreti di quello che viene fatto in tema di mobilità. Questo per oggi come oggi il settore mobilità non è esattamente un settore sostenibile, ma sicuramente l'obiettivo è quello di farlo diventare sempre più sostenibile in futuro, e sicuramente ciascuno di noi può dare un proprio contributo in questo senso. E oggi siamo qui per questo, insomma, per raccogliere un po' di informazioni, di spunti e poi magari per parlarne assieme. E senza anticipare nulla, volevo lasciare la parola inizialmente ad Alberto Bertossi, che è un dottorando dell'Università di Udine, del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Il suo dottorato è in Economia e Management dell'Innovazione. Alberto ci introduce quello un po' che è il nodo della questione, dandoci un po' un'idea di quello che è l'impatto oggi come oggi del settore dei trasporti. Grazie Alberto, se vuoi puoi condividere la tua presentazione e iniziare. Grazie Elisa e buon pomeriggio a tutti. Io condivido subito la mia presentazione e vado dritto al punto. Ok. Allora, il mio intervento sarà molto breve e molto lineare. Lo scopo di questo mio breve intervento è quello di dare giusto una veloce panoramica dell'impatto del settore dei trasporti. Quindi iniziamo subito con dei numeri. Questo grafico rappresenta l'impatto in termini di emissioni di CO2 emesse da diversi tipi di settori, i maggiori settori della nostra economia attuale. Come vedete, quello dei trasporti si colloca al secondo posto in classifica dopo l'elettricità e il calore. Una cosa molto interessante è che, lasciando perdere il settore appunto dell'elettricità, quello dei trasporti è quello che ha avuto il maggior incremento di emissioni di CO2 dal 1990 al 2016, pari al 71%. Quindi siamo partiti da poco più, o meglio, quasi 5 miliardi di tonnellate nel 1990 per arrivare a sfiorare gli 8 miliardi di tonnellate nel 2016. Quindi stiamo parlando di una quantità di CO2 davvero rilevante. Questo è in pratica un grafico che mostra la stessa identica cosa, solo a livello personale. Infatti si vede che il settore dei trasporti si posiziona sempre in seconda posizione dopo quello dell'elettricità per quanto riguarda le emissioni di CO2 a persona. Questo ovviamente sono dati riferiti a livello mondiale. Ovviamente poi, se andiamo più nello specifico, ci saranno paesi che inquinano di più e altri che inquinano di meno. Quindi il settore dei trasporti fa parte del macro settore dell'energia è un
sottosettore assieme all'utilizzo dell'energia per l'industria oppure all'energia per per uso domestico, più altri sottosettori secondari. Comunque, noi sappiamo che nel 2016 sono state emesse circa 50 miliardi di tonnellate di CO2, comprendono tutti i settori della nostra economia. Come vedete, il settore dei trasporti se non, è collocato nella parte in basso a destra del grafico, ha contribuito nel 2016 per il 16,2%, pari a 8,1 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti. Di questi 8,1 miliardi, vedete che la maggior parte derivano dai trasporti su strada. Poi a seguire, in misura molto più bassa, ma stiamo sempre parlando di miliardi di tonnellate, abbiamo il trasporto aereo, il trasporto marittimo e anche il trasporto su rotaia. Recentemente sono stati fatti anche degli studi per cui hanno stabilito che solamente in Italia sono presenti 656 veicoli ogni 1000 abitanti. E un'altra cosa su cui bisogna riflettere è che più di metà della popolazione usa l'auto ogni giorno per spostamenti, per la maggior parte delle volte, per fare degli spostamenti che non richiederebbero l'utilizzo dell'auto. Inoltre, sempre per quanto riguarda il trasporto su strada, il 60% di questi quasi 6 miliardi di tonnellate di CO2 derivano dal trasporto passeggeri, quindi dall'utilizzo di macchine, di moto oppure di bus pubblici, il restante 40% dall'utilizzo dei camion. Ecco, io avrei già finito il mio intervento. Tutto questo era semplicemente una veloce sintesi di quanto il settore dei trasporti inquini a livello mondiale e effettivamente è un settore su cui anche l'Unione Europea o anche il nostro Stato italiano adesso sta puntando molto a creare nuove politiche per la corretta gestione e per la transizione ecologica. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola agli altri relatori per andare un po' più nello specifico su altri argomenti. Grazie. Grazie Alberto, grazie per aver mostrato questi dati che sono interessanti sicuramente, forse direi piuttosto preoccupanti, visto che la tendenza del settore dei trasporti l'abbiamo vista fortemente in crescita e poi faceva anche abbastanza impressione quel numero di veicoli per abitanti, perché quando si parla se non ricordo male, 650 veicoli ogni 1000 abitanti, dobbiamo immaginare che negli abitanti sono compresi anche le persone anziane e i bambini, o meglio i ragazzi, cioè fino a 11 anni non si ha la patente, quindi verosimilmente non si ha anche l'auto e il numero di automobili è veramente, veramente impressionante. E detto questo, le tendenze sono quelle che abbiamo visto, ma sicuramente si può fare qualcosa per ridurre questo impatto ambientale. Una delle opportunità sicuramente che a livello nazionale ed europeo su cui si punta molto è proprio quella della mobilità elettrica. Di mobilità elettrica ci parla Julie Chardis di Federconsumatori e più precisamente della sezione di Federconsumatori di Gorizia. Si occupa di supportare i consumatori nelle questioni giuridiche, legali, nella tutela dei loro diritti ed è soprattutto la referente in provincia di Gorizia per i temi legati all'economia circolare. Quindi io direi di lasciarle la parola e di illustrarci un po' quello che è il tema della mobilità elettrica. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Allora, vado con la condivisione dello schermo. Scusi, ecco qua. Un attimo solo. Ecco qua. Allora, quindi cosa si intende per mobilità sostenibile? Allora, l'ecomobilità è una politica di pianificazione e di gestione del territorio che favorisce una mobilità pratica, poco inquinante e rispettosa sia dell'ambiente che della qualità di vita delle persone. Allora, tutti noi ogni giorno ci spostiamo per diverse ragioni, per andare a lavorare, per trovare parenti e quindi utilizziamo diversi mezzi di trasporto. Quindi la mobilità sostenibile ci spinge, no, a cercare un'alternativa
all'automobile, che soprattutto nelle grandi città, dove può creare più problemi per il traffico e per l'inquinamento, no? Al fine di rendere le nostre città molto più vivibili. Allora, ogni anno a questo riguardo vengono fatte delle classifiche sulle città che sono più, sulle smart city, su quelle che sono più brave in questa tendenza verso la mobilità sostenibile. Si parla sempre delle città del nord Europa che sono molto brave, come Amsterdam, Copenaghen, però adesso è l'anno scorso, per esempio, Lisbona è stata eletta Capital Green Europea 2020 per tutta una serie di misure che ha sviluppato sul suo territorio, per esempio lo sviluppo dei trasporti, ogni 300 metri c'è una fermata o dell'autobus o del treno, del tram, e quindi l'utilizzo del trasporto pubblico è molto agevolato, e hanno creato una rete molto estesa e diffusa di centraline elettriche per ricaricare le macchine elettriche. No? In Italia anche non siamo da meno, perché in Italia tante città si stanno avviando su questa strada e stanno facendo tanti progetti. Trento è stata eletta quella numero 1, la Green City numero 1 l'anno scorso, ma abbiamo anche Mantova che ha sviluppato tanti progetti all'interno della sua città. Milano è il posto numero 1 per la sharing mobility, e poi anche nel sud Italia abbiamo degli esempi brillanti come Bari e Lecce. No? Tuttavia, quando parliamo di mobilità sostenibile non parliamo solo dei mezzi di trasporto, ma anche della capacità delle persone a spostarsi, e quello è una bella cosa, perché con tutto quel discorso sulla mobilità sostenibile adesso si va a pensare anche a quelle categorie di persone che potrebbero avere dei problemi a spostarsi, che possono essere le persone che vivono nelle zone rurali, oppure le persone portatrici di handicap o le persone anziane, no? Quindi la mobilità sostenibile ha numerosi vantaggi, diciamo 3 pilastri principali che ne fanno una cosa positiva, che dal punto di vista economico ovviamente lo sviluppo dei mezzi di trasporto attraverso tutti i vari finanziamenti, i progetti europei, permetterà la creazione di nuove figure professionali, un risparmio economico grazie all'innovazione tecnologica. Dal punto di vista ambientale gli effetti positivi sono ovvi, no? La riduzione dell'inquinamento e anche la riduzione della dipendenza dai mezzi di trasporto a petrolio, e da un punto di vista sociale, come dicevo prima, c'è una maggiore attenzione per alcune categorie di persone. No? Allora, quali sono i mezzi di trasporto ecosostenibili? Allora, abbiamo quelli, diciamo, tradizionali che possiamo già usare adesso, che ovviamente c'è la camminata a piedi, che è quella più economica e quella più antica, diciamo, la bici, che però sono limitate nelle grandi città, è già più difficile andare al lavoro a Milano a piedi, no? Però abbiamo i mezzi pubblici e i servizi di car sharing, che sono adesso abbastanza di facile uso, no? Per le persone. E il treno, che è il mezzo di trasporto più ecosostenibile, no? Però negli ultimi anni, al fine di ridurre gli impatti delle emissioni di CO2, si è sviluppato tutta la mobilità, la micromobilità elettrica e i mezzi di trasporto elettrici. Allora, per la micromobilità elettrica sono compresi tutti i veicoli leggeri, come la bici a pedalata assistita, che può aiutare il ciclista mentre pedala, quindi nei momenti di difficoltà, nelle salite per esempio, quindi anche abbastanza accessibile. Abbiamo una diffusione adesso in costante crescita di tutti i monopattini, se ne vedono sempre di più in giro, e hanno la possibilità di essere usati sulle strade urbane e anche in zone pedonali. No? Nelle zone pedonali fino a un limite di 6 km orari
e sulle zone urbane 25 km/h. Dai 14 anni in su è possibile e non serve il patentino, non serve niente, soltanto il casco per i minorenni, no? Fino a 18 anni. Dopo abbiamo tutti questi nuovi mezzi che vanno molto di moda per i giovani adesso, che possono essere il Segway, il Monowheel e Overboard, che da un po' di tempo possono essere utilizzati sulle strade urbane, dopo lì dipende da comune a comune in base ai regolamenti. L'automobile, scusatemi, gli scooter e le moto elettriche che stanno conoscendo uno sviluppo molto importante. L'anno scorso c'è stato un aumento di immatricolazioni di questi veicoli dell'84% e anche se hanno comunque un maggior costo, diciamo che ci sono tanti incentivi che permettono di non pagare il bollo, per esempio per i primi 5 anni, ci sono degli sconti che sono fatti dalle compagnie assicuratrici per l'assicurazione annuale e poi ci sono degli incentivi statali. Poi abbiamo l'automobile elettrica, ovviamente, che adesso il mercato si sta sviluppando. L'obiettivo principale dell'Unione Europea e dei vari governi è di sostituire le macchine a petrolio con il mercato dell'auto elettrica. Allora, difatti l'Unione Europea e l'Italia tutti i paesi europei si stanno muovendo, no, per appunto sviluppare questo concetto di decarbonizzazione, di efficienza, no? E quindi vengono erogati degli incentivi, viene proprio fatta una legislazione specifica, no? Allora, a livello europeo, l'Unione Europea collabora con tutte le città e le regioni, no, per sviluppare una politica sostenibile in materia di mobilità urbana e l'obiettivo è sempre quello di migliorare la qualità della vita nelle città e nelle zone limitrofe. Allora, la Commissione Europea ha sviluppato una strategia su 3 punti, che è la mobilità sostenibile, che mira a sviluppare il mercato dei veicoli a zero emissioni e delle infrastrutture, cioè dei porti e degli aeroporti. Una mobilità intelligente con l'intermodalità che inizialmente era stata sviluppata per il trasporto delle merci, ma adesso se ne parla anche per il trasporto delle persone, cioè trovare delle soluzioni per integrare diversi mezzi di trasporto all'interno dell'Unione Europea. E la mobilità resiliente, cioè cercare di integrare un'unica normativa e di distribuire in maniera equa su tutto il territorio europeo tutte le risorse disponibili. Ci sono tantissimi interventi al riguardo da parte dell'Unione Europea sulla tariffazione stradale, sullo sviluppo delle ferrovie, che viene ancora considerato il miglior modo di trasporto. E, per esempio, tra i tanti c'è il progetto Healing, che ne parlerò dopo, che vuole sviluppare l'elettrificazione delle banchine, ossia il cold ironing, no? In Italia il legislatore italiano ha recepito subito la normativa europea e in pratica dal 2017 ogni anno nella legge di bilancio sono previsti dei vari incentivi, no? Nel 2018 per esempio c'era l'ecobonus per l'acquisto di autoveicoli che è stato poi riconfermato negli anni successivi. Nel 2019 c'è stato il bonus per l'acquisto di biciclette oppure di abbonamenti nelle zone particolarmente colpite dall'inquinamento. Nel 2020 è stata stanziata un'importante somma per sviluppare le reti ciclabili urbane. Un altro, ecco, quello è quello di cui parlavo prima, il cold ironing è un altro tipo di intervento che a Trieste si sta sviluppando molto grazie al
nuovo presidente del porto Zeno D'Agostino, che ha previsto quest'anno 7 milioni di euro per predisporre le banchine del porto di Trieste per questo cold ironing. In pratica è un processo che permette lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, perché contribuiva molto all'inquinamento dell'ambiente. Quindi il legislatore si è mosso sia a livello europeo che nazionale, no? Per tutte queste politiche per sviluppare la mobilità sostenibile. E noi come associazione di consumatori ci siamo chiesti però anche da un punto di vista pratico, cioè quanto viene a costare questo alle persone, perché è quello che interessa la gente quando vengono da noi, ci chiedono, magari ci chiedono anche aiuti a capire quali incentivi esistono e tutto, però ci chiedono anche aiuto sui costi. Allora abbiamo provato noi nel nostro piccolo a fare così un piccolo sondaggio tra i nostri utenti e fare un confronto. Abbiamo scelto 2 mezzi di trasporto che allora, la macchina elettrica nessuno ce l'aveva tra i nostri utenti, quindi poi era un po' più difficile. Allora abbiamo confrontato una bicicletta pedalata assistita con uno scooter. Con lo scooter c'è il costo del carburante, del bollo, dell'assicurazione, no? Dopo varia a seconda della distanza percorsa, del tipo di assicurazione, ma diciamo che abbiamo fatto una media tra tutti i nostri utenti. Per la bicicletta pedalata assistita la manutenzione è quasi nulla, il costo della ricarica elettrica è pochissima e diciamo che siamo arrivati a un confronto di circa un po' meno di 200 euro al mese per uno scooter e di 18,50 euro mensili per la bicicletta. Ho già visto però che è già superato, questo l'avevamo ultimato 3 settimane fa, e il prezzo delle batterie elettriche delle bici si è abbassato di nuovo. Quindi, però è stato interessante farlo perché alcuni ci hanno detto che avrebbero pensato a comprare la bici elettrica, no? Pensando, no, al costo. Quindi sarebbe interessante poter fare un confronto in Friuli Venezia Giulia del costo di tutti i vari mezzi di trasporto, no? Con del trasporto pubblico, il costo del treno, dell'autobus in base alle distanze e il costo di tutti questi mezzi, un monopattino quanto costa a questa data. Diciamo che per i consumatori sarebbe anche utile perché va bene ovviamente l'ambiente, tutto, però le persone se non hanno i mezzi, difatti l'auto elettrica c'è lo stesso discorso, no? Il motore è più efficiente, c'è meno manutenzione, però oggi, adesso, è ancora poco accessibile per le persone. Se non ci sono incentivi da parte dello Stato, ci sono sia a livello statale che regionale, però il costo è ancora elevato. No? Quindi, però fortunatamente, secondo diversi studi, noi abbiamo preso quello di Bloomberg, che è abbastanza famoso, e comunque prevedono che il prezzo delle macchine elettriche entro 6 anni inizierà ad abbassarsi rispetto alle macchine a petrolio. No? Qua ho messo 2 grafici. In pratica per tutti i tipi di macchina diciamo che verso il 2030 si inizierà ad avere una differenza di prezzo e quello è l'obiettivo dell'Unione Europea, arrivare attorno al 2030 di iniziare a non avere più macchine a petrolio. E quindi, ecco, sì, quindi diciamo che questa transizione adesso ci coinvolge tutti quanti, perché siamo tutti consumatori, tutti quanti ci spostiamo e diciamo che è positiva, ci sono più effetti benefici. Diciamo che noi l'unico problema al quale abbiamo pensato era quello dello smaltimento di tutte queste batterie elettriche, ma hanno già pensato, no, a produrre batterie elettriche che potranno essere riciclate per poter ridurre l'impatto ambientale di queste cose. Adesso io vi ho riassunto in modo così breve tutto quello che sappiamo, che facciamo qui all'associazione. Abbiamo un nostro collaboratore che
ha pubblicato questo opuscolo che è in distribuzione presso tutti i nostri sportelli delle associazioni in regione, e io vi invito a venire a trovarci. Tutti i miei colleghi sono molto ben preparati e sapranno aiutare anche le persone ad avere informazioni più dettagliate. Io ho fatto un breve riassunto, spero di avermi fatto capire abbastanza bene. Scusatemi per l'accento e tutto, e vi ringrazio tanto per l'attenzione che mi avete dedicato. Ecco, grazie mille e arrivederci. Grazie Julie per averci dato questa panoramica. L'ho trovata interessante, un po' perché ci dà un po' di ottimismo, visto che adesso la normativa veramente sta giocando a favore di una sempre maggiore diffusione dell'elettrico, non solo le auto, ma appunto anche gli scooter, anche altri veicoli. Ho trovato molto interessante anche il confronto sul prezzo, che effettivamente può essere di notevole aiuto quando si tratta poi di operare delle scelte. Ci hai parlato delle grandi città europee, dove è vero si fa molto, ma si fa anche in Italia e si fa anche qui vicino a noi, e adesso vedremo anche l'esempio del comune di Udine, dove verrà affrontato anche un altro argomento, che è quello dello sharing, cioè della condivisione del mezzo, che sia la bicicletta, che sia l'automobile, ma pur sempre condivisione. Anche questo è uno dei fattori che può agire a favore di una sempre maggiore sostenibilità nel settore del trasporto. Quindi io lascio la parola a Cristina Croppo, che è la responsabile dell'unità organizzativa mobilità del Comune di Udine, che ci parla proprio di quello che l'amministrazione comunale di Udine in questo caso sta facendo su questi temi, sugli aspetti legati appunto allo sharing, ma anche al muoversi in bicicletta. Grazie Cristina, a te la parola. Buonasera a tutti, condivido lo schermo. L'amministrazione comunale da anni è attenta e attiva nell'ambito della mobilità sostenibile, diciamo l'argomento di oggi. Sono stati avviati diversi progetti, di cui qualcuno partito già tempo fa, qualcuno in fase di completamento in quest'ultimo periodo, in particolare appunto un forte interesse dell'amministrazione comunale allo sharing, partito nel 2019 con l'attivazione di un servizio di bike sharing che nel corso degli anni poi è stato sviluppato, e in fase di avvio un nuovo progetto molto ambizioso, perché è, diciamo, di complicata realizzazione, attivazione, non da ultimo anche i problemi recenti della pandemia, dell'emergenza sanitaria, che ha creato una grossa crisi nella mobilità condivisa, che è appunto il car sharing, che è di prossimo avvio. Sempre nell'ambito della mobilità elettrica, un piccolo progetto interno del comune di Udine che diciamo si intitola Assistenza sociale con l'auto elettrica, e poi la redazione del Biciplan in fase ormai di bozza semidefinitiva, in fase partecipativa. Il bike sharing, come dicevo, Udine Bike è stato avviato già diversi anni fa. In questo momento possiamo dire che è attivo, paga un po' forse la sua età, perché inizia a avere diversi anni. Si organizza su 24 stazioni di bike sharing, con un totale di 262 auto, di biciclette messe a disposizione degli utenti. Entro il 2022 verranno attivate ulteriori 6 stazioni, per un totale appunto di 30. È un sistema di bike sharing station based, ovvero con delle stazioni fisse. Gli utenti prelevano la bicicletta in un punto, da una stazione fissa, e lo devono riposizionare in un'altra stazione, non la stessa, però non possono, ecco, lasciarla dove vogliono, ma devono ricollocarla attraverso un perno che si infila in queste colonnine che vediamo nella foto,
È un servizio sostanzialmente gratuito perché oltre diciamo, ai costi per il rilascio della tessera e quindi di cauzione o di ricarica obbligatoria, la movimentazione, l'utilizzo delle biciclette nella durata della mezz'ora è gratuito. E diciamo la media degli utilizzi è attorno appunto ai 13-14 minuti perché la città di Udine non è molto estesa e quindi nei 10-15 minuti si riesce diciamo a raggiungere i punti anche estremi della città. E questa è una mappa dove vengono indicate in rosso le stazioni, come vedete sono principalmente collocate all'interno del ring, quindi del centro cittadino, con una propagine recentemente realizzata verso l'università, la sede dei Rizzi, che è diciamo in posizione esterna rispetto alla città. Il sistema si basa su una sorta di maglia di stazioni con una interdistanza non troppo elevata che dovrebbe essere, diciamo, teoricamente massimo 300 metri in modo che l'utente possa muoversi punto a punto, prelevando da un punto, spostandosi nell'altro, con facilità rimanendo appunto all'interno della mezz'ora. Sono collocati nei punti di maggiore interesse con un'attenzione principale alla intermodalità e quindi stazione ferroviaria, stazione delle corriere. Naturalmente il punto di arrivo poi è il centro con diverse quindi stazioni più che altro di ricezione delle biciclette, degli utenti che arrivano e in prossimità dei parcheggi in struttura più importanti in modo da diciamo implementare il passaggio in intermodalità auto-bicicletta. Nel corso degli anni il primo avvio è stato un po' diciamo complicato e ha pagato problemi tecnici che sono come ogni progetto nuovo purtroppo all'inizio sperimenta, però negli anni successivi dal 2015 al 2019 il servizio è quasi raddoppiato passando da 17.000 prelievi a circa 33.500 prelievi nel 2019. Come si vede nella tabella al lato il trend è stato diciamo in crescita dal 15 al 17 e poi sostanzialmente costante. Il 2020 naturalmente è stato un anno di crollo. E i prelievi quindi sono in deciso aumento, gli abbonati nel 2019 erano 1480 schede attive. Possiamo vedere anche come nel corso degli anni la platea a cui si rivolge il servizio è mutata, mentre inizialmente le età diciamo maggiori, trentenni, quarantenni, cinquantenni avevano lo stesso grado di utilizzo del servizio. Nel 2019 una grossa fetta invece dedicata proprio ai più giovani, dai 20 ai 29 anni. Probabilmente su questo ha inciso molto anche l'installazione delle ultime stazioni in prossimità appunto dei plessi universitari. Un secondo progetto di sharing è appunto, come dicevo, il car sharing e la ricarica elettrica. Il Comune di Udine, in partnership con il Comune di Tavagnato, ha aderito a due progetti, uno europeo, il PISUS, per la appunto mobilità sostenibile, e anche a un progetto ministeriale e ha ottenuto un finanziamento nell'ambito di fondi legati al PNIRE, Piano Nazionale Impianti per la Ricarica Elettrica. E abbiamo realizzato in 7 parcheggi in struttura di proprietà comunale una serie di appunto colonnine di ricarica. Allora il progetto PISUS ha previsto 6 colonnine di ricarica a doppia presa, 2 wall box, 2 pensiline fotovoltaiche per poter appunto anche utilizzare l'energia del sole per la ricarica, 7 macchine elettriche, mentre nel progetto ministeriale le colonnine sono aumentate e ridotte diciamo, il numero delle auto, aumentate anche il numero delle pensiline fotovoltaiche. Dopo una diciamo, difficile gestazione, finalmente nel 2019 è stata avviata la procedura per affidare, diciamo, la procedura di gara per affidare il servizio di concessione, sia della gestione degli impianti di ricarica
elettrica per i privati sia del car sharing. Finalmente a giugno è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Eracom, Eraluce e Sifa. Questo è sostanzialmente, diciamo, una mappa dove possiamo vedere il collocamento delle varie postazioni. Sono, diciamo, i principali parcheggi in struttura della città di Udine. Abbiamo scelto i parcheggi in struttura per avere dei punti controllati, videosorvegliati, diciamo sicuri e posizionati in posizioni, diciamo, strategiche per poter servire l'utenza. I parcheggi, diciamo, sono quelli del teatro, Caccia a nord, ad ovest il Magrini, che è quello più centrale, il Moretti, l'Andreuzzi, il Tribunale e il Vascello in prossimità della stazione ferroviaria. Di questi 7 parcheggi, in 4 di questi saranno posizionate le auto elettriche per il car sharing. Quindi un car sharing completamente elettrico. È stata questa un po' anche la grossa scommessa e un po' la difficoltà che ha creato l'avvio di questo sistema, perché naturalmente un'auto elettrica ha necessità, ha una minore autonomia delle auto a motore endotermico, quindi ha necessità di essere ricaricata dopo ogni utilizzo e quindi ecco, è stato complesso, diciamo, indire una gara e progettare un servizio. Le colonie di ricarica per i privati sono state attivate con un'inaugurazione a dicembre 2020. Il contratto di gestione dura 20 anni e il nostro partner prevede, oltre alla presa in carico delle 14 colonnine, 4 wall box attualmente realizzate dal Comune, anche un'implementazione dei punti di ricarica con circa 25 nuovi punti di ricarica in tutta la città, di cui 4 fast con ricarica a 50 kW, quindi quelli molto veloci in corrente continua. Qui ho riproposto una planimetria dove possiamo vedere i punti dove verranno, quelli rossi sono quelli dove sono già collocate e quelli che verranno collocati prossimamente. Quindi si cerca un po' di coprire il centro ma anche le periferie, almeno con un punto di ricarica. Il car sharing appunto non è stato ancora avviato. L'inaugurazione del servizio è prevista per metà settembre 2021, siccome finalmente sembriamo uscire dall'incubo dell'emergenza sanitaria. Il servizio offre la possibilità di utilizzare 8 auto elettriche in sharing. Funzionerà così. Ci sarà un'app da scaricare sullo smartphone. Attraverso l'app è possibile prenotare le auto elettriche, ci si porta presso la sede appunto del parcheggio dove l'auto si trova, sempre con l'app, con un QR code la macchina verrà sbloccata e aperta, si sale a bordo, la si utilizza e a rientro l'auto deve essere ricollocata nel parcheggio e la transazione termina nel momento in cui io metto in carica l'auto con il suo cavo elettrico. Mentre diciamo il bike sharing è un sistema offerto prettamente a chi utilizza la città, data appunto la dimensione della città di Udine che non è così estesa e che può essere raggiunta facilmente in bicicletta, il car sharing è stato pensato per un servizio diciamo su più ampie distanze, quindi per esempio punti dove la gente ha bisogno di andare, non ha la macchina e non è servita dai servizi pubblici, oppure per esempio a servizio anche di studi professionali, aziende in centro, città che hanno necessità di spostarsi anche al di fuori e che non posseggono, non hanno diciamo la convenienza di acquistare un'auto. Inoltre si punta proprio su sull'auto elettrica e quindi sull'interesse anche della gente di provare ad usare un'auto elettrica che
è molto piacevole da usare, non solo perché è silenziosa, anche ha delle ottime prestazioni, è un altro modo di guidare, ci si sente comunque più sostenibili ed ecologici. Un altro progetto, come dicevo, è questo secondo progetto finanziato dall'UTI Friuli Centrale, ovvero l'attivazione dell'assistenza sociale con l'auto elettrica, ovvero le assistenti sociali del comune di Udine e dell'ambito udinese che comprende tutti i comuni dell'Interland udinese, si sposteranno per le loro attività, per la visita agli utenti, ai propri assistiti, utilizzando queste auto elettriche. Sono state quindi realizzate una rete di ricarica, che è sempre alla base di tutto, con 7 siti di ricarica e 12 auto elettriche che vediamo qui nella foto. Questo sistema partirà proprio in questi giorni. E naturalmente mobilità sostenibile vuol dire anche, come parlavamo prima, parlavano anche gli altri relatori, di biciclette e ciclabilità. È stato avviato nel 2020, è stato affidato l'incarico per la redazione del Biciplan di Udine allo studio Stradivarius Architetti Associati di Trieste. I temi di progetto del Biciplan sono sicuramente il progetto delle infrastrutture, delle piste ciclabili, della rete ciclabile, ma anche altri argomenti, diciamo, ne fanno da corollario, sono molto importanti, ovvero il progetto di una segnaletica riconoscibile e un sistema di comunicazione e di promozione dell'uso della bicicletta. I temi quindi su cui si vuole puntare, che si vuole incrementare, sono appunto dare maggior spazio alla bicicletta, puntare sulla intermodalità, sicurezza stradale, dotazioni di servizi al ciclista, promuovere l'utilizzo quotidiano della bici proprio per, diciamo, dare quello spostamento anche mentale, puntare su questa promozione e sull'utilizzo della bicicletta come mezzo per gli spostamenti giornalieri, quindi casa-lavoro, casa-scuola. E naturalmente anche la promozione turistica, perché la bicicletta sta diventando sempre più un mezzo per visitare anche turisticamente i luoghi. Come dicevamo anche prima, la relatrice che mi ha preceduto, i paesi che maggiormente hanno iniziato questo processo di cambio di paradigma sono i paesi del nord Europa, Olanda, Danimarca, dove dal basso, diciamo, è stato portata la politica verso una consapevolezza dell'importanza della ciclabilità sia per lo sviluppo di una società a misura d'uomo sia per l'ambiente. Quindi gli investimenti sono sempre più cresciuti, la pianificazione passa sia dalla progettazione della strada, dell'infrastruttura, come dicevamo prima, sia ad incentivare proprio gli spostamenti giornalieri, casa scuola, casa lavoro. Il Biciplan quindi è questo strumento strategico che si pone questo obiettivo. Nasce da una normativa che prima di tutto è nazionale, dove per la prima volta nel 2018 lo Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato appunto alla mobilità in bicicletta un ruolo di pari dignità rispetto agli altri mezzi, proprio per gli spostamenti necessari. La Regione nello stesso anno ha recepito questo principio, cercando, diciamo, di porre l'obiettivo di spostare proprio sulla bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono ogni giorno nelle aree urbane e periurbane. Quindi da questo poi discende la predisposizione che è quasi completa. La Regione sta, diciamo, presentando in questi ultimi giorni il PREMOCI, ovvero il piano regionale delle piste ciclabili, da cui discendono a cascata i biciplan delle UTI territoriali e dei comuni. Sempre in questo, diciamo, la legge regionale promuove la realizzazione di un sistema di ciclabilità diffusa e di una pianificazione a cascata, appunto da strumenti regionali a strumenti comunali.
L'attuale rete esistente del Comune di Udine si assesta su circa 58 km di piste ciclabili, di percorsi ciclabili. Quelli, diciamo, le corsie riservate, corsia riservata promiscua e senso unico biciclette occupa il 12%, la sede propria, le piste ciclabili bidirezionali il 42%. Abbiamo una forte percentuale delle piste ciclopedonali. Naturalmente le città italiane pagano un po' le dimensioni ridotte e costrette del centro storico, e quindi spesso si cerca di accontentare entrambe le utenze, sia biciclette che pedoni, e si sfruttano i marciapiedi molto ampi per far coesistere le due anime. Il Biciplan, come dicevo, è già in fase avanzata, si basa su una struttura a forma di ragnatela, possiamo dire così, ovvero ci saranno 12 assi che dal centro si dipartono verso l'esterno per circa 54 km, ci saranno 3 circolari, cioè dei collegamenti ciclabili che uniscono i vari assi tra di loro negli spostamenti, e all'interno del centro ci saranno 8 raggi, ovvero sempre appunto collegamenti ciclabili a forma diciamo di stella di circa 7 km, più 2 vie verdi, percorsi ciclabili che sono essenzialmente più orientati non tanto ai trasporti, agli spostamenti casa lavoro, casa scuola, ma più, diciamo, a godere gli spazi verdi e gli ambiti più naturalistici della nostra città. Questa per quanto riguarda la rete principale. La rete secondaria invece si articola in 9 sottogruppi, uno per ogni quartiere della città, dove è stata appunto prevista un'ulteriore rete ciclabile che, partendo dagli itinerari principali, raggiungono tutti i siti di interesse e i principali servizi dei singoli quartieri. E quindi per ogni quartiere c'è uno studio approfondito della mobilità, delle zone 30, di tutti gli aspetti per avere degli ambiti residenziali vivibili e sostenibili. Concludo con Ah, ok, perdono. Volevo sì. solo avvisare che sì, se si poteva arrivare a conclusione. Grazie. Sì, ecco, la conclusione appunto è solo il cronoprogramma dell'attuazione del Biciplan di cui è prevista l'adozione entro fine luglio di quest'anno e l'approvazione finale nel 2022. Grazie. Sì, mi scuso se... Mi scusi se sono stata No, figuriamoci, è che ci dilungata. sono anche altri relatori, insomma, non è un problema poi magari sforare qualche minuto, ma poi non possiamo tenere tanto tempo le persone, che anzi ringrazio per la pazienza. Comunque ringrazio anche lei per i numeri molto interessanti e anche confortanti, soprattutto per quanto riguarda ad esempio il bike sharing. Insomma, sono numeri molto positivi, dimostrano che a tutti i livelli, in tutte le città si può fare effettivamente qualcosa per la mobilità urbana. Però adesso passiamo dall'ambito urbano ad un ambito diverso, cioè ovviamente dobbiamo spostarsi in città, dobbiamo farlo in modo sostenibile, ma ci spostiamo anche quando andiamo in viaggio e spesso non solo ci spostiamo quando andiamo in viaggio e stiamo attenti ai temi della sostenibilità, ma anche poi facciamo altre cose sempre in quest'ottica di diminuire il nostro impatto ambientale. Quindi lascio la parola a Nicola Revelant, che è uno storico di formazione, lavora in promoturismo, ma si occupa, al di là che parte dell'area cultura, si occupa anche di viaggi in modalità, come dire, lenta, perché è responsabile dell'Alpe Adria Trail e del progetto Walk of Peace. E quindi lascio subito la parola per non portare via altro tempo. Grazie Nicola. Grazie Elisa, grazie a tutti. Un attimo che condivido subito lo schermo, così. Allora, eccoci, mi confermate che vedete un attimo, mi confermate che vedete lo schermo? No?
Adesso sì? Ecco, adesso sì, Ok, perfetto. fantastico. Perfetto, grazie. Sì, beh, molto velocemente. Questa sera parlerò di Alpe Adria Trail, che è un percorso transfrontaliero che si fa a piedi, che coinvolge la nostra regione. In realtà poi questo è un esempio di quello che è un nuovo modo di vivere il turismo, di fare turismo e, per quanto ci riguarda, anche di promuovere il turismo. Era diciamo, una tendenza che si era già sviluppata negli ultimi anni, chiaramente sempre di più nel momento in cui c'è una maggiore consapevolezza per quanto riguarda sia i temi di natura ambientale che di principi e economie sostenibili. E questa cosa qua poi è stata completamente esplosa nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente, cioè nel momento della pandemia, soprattutto quando c'è stata da una parte l'impossibilità di muoversi o comunque la possibilità di muoversi in maniera limitata e dall'altra parte il fatto di essere stati volenti nolenti rinchiusi in uno spazio più o meno angusto come poteva essere un appartamento, una casetta o comunque non poter uscire liberamente e quindi sfruttare i momenti in cui si poteva andare in vacanza. È successo nell'estate del 2020, sostanzialmente in qualche maniera si sta ripetendo in questo momento qua la tendenza nel 2021 per quanto riguarda per l'appunto la ricerca di vacanze all'aria aperta, vacanze green, vacanze dove soprattutto si possa stare in sicurezza, e in questo momento la sicurezza è rappresentata dal fatto di poter mantenere il distanziamento, poter non essere in mezzo alla folla e non avere troppi pensieri nel fatto che se si è in mezzo alla folla bisogna ricordarsi di mettere la mascherina, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, un attimo, eccola qua. Allora, l'Alpe Adria Trail che cos'è? È un progetto che è nato qualche anno fa, è nato da un iniziale progetto che si chiamava Playing Together e che coinvolgeva il Friuli Venezia Giulia, che era rappresentato ai tempi dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, la Carinzia con la Kernen Verbund e la Slovenia con l'allora chiamata agenzia Spirit Slovenia, che oggi è il Tourist Board of Slovenia. Poi è stato realizzato di fatto nella scorsa progettazione europea con un programma Interreg Italia-Austria e sostanzialmente è stata la creazione di un percorso di 750 km che unisce uno dei luoghi simbolici delle Alpi come il ghiacciaio del Grossglockner fino praticamente al mare. E il mare in questo caso qua è il mare Adriatico ed è la cittadina di Muggia. Quindi attraversa la Carinzia, attraversa la Slovenia occidentale, in particolare la parte della Valle dell'Isonzo, una parte di Bør d'Acoglio e una parte di Carso sloveno e il Friuli Venezia Giulia. Dopo tra qualche slide insomma, vedremo le tappe principali, le tappe del Friuli Venezia Giulia nello specifico. È diviso in 43 tappe, diviso quindi in 24 in Carinzia, 11 in Friuli Venezia Giulia e 8 in Slovenia. E una delle cose più importanti è che non è stato creato un percorso ex novo, cioè non si sono create delle infrastrutture nuove o non si è andati a intervenire se non per gli interventi di manutenzione praticamente su quella che era la sentieristica già esistente, nel senso che l'Alpe Adria Trail, un po' come il famoso giochino della settimana di linguistica dove bisogna unire puntini, viene fuori un disegno, in questo caso qua si sono uniti la sentieristica CAI per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, comunque poi la sentieristica della Slovenia e della Carinzia, strade sterrate di viabilità ordinaria e secondaria già esistente e si è creato praticamente questo percorso di 750 km. È un percorso che si compie rigorosamente a piedi. Esiste la sua cugina, che tra l'altro coinvolge anche il comune di Udine, che è la ciclovia Alpe Adria, che in questo caso invece unisce Salisburgo a Grado. L'Alpe Adria Trail invece si fa a piedi. Ciò non toglie che ci siano dei tratti che si possono fare ad esempio in mountain bike, però in realtà
diciamo che nasce proprio come percorso da fare a piedi e noi lo promuoviamo come percorso da fare a piedi. Ed è un po' il simbolo di quella che si dice l'esperienza slow. In più, ed è stato disegnato con l'intenzione di farlo sostanzialmente, di dare la possibilità a tutti o comunque a gran parte delle persone di poterlo fare, nel senso che i dislivelli all'interno della stessa tappa sono piuttosto limitati. Chiaramente ci sono dei momenti in cui c'è un dislivello magari anche di 1000 metri, non so, penso alla tappa dell'Ussari, però in realtà tutte le altre, la gran parte delle tappe hanno dei dislivelli che sono minori, le lunghezze sono sostanzialmente delle lunghezze fattibili, non serve essere dei super uomini o dei super atleti per farle, nel senso che le lunghezze sono comprese per ogni tappa tra 15 e 20 km. E quindi sostanzialmente diciamo che uno a seconda di quanto cammina, di quante pause si vuole fare e di quello che vuole vedere, ma diciamo che nell'arco della giornata si possono fare tranquillamente. E poi la cosa principale chiaramente è che affascina e che stava anche facendo crescere prima della pandemia questo prodotto, è il fatto che l'Alpe Adria Trail unisce 3 paesi, però unisce anche diverse culture, che sono molte più di 3. Se pensate semplicemente che in Friuli Venezia Giulia ci sono il Tarvisiano, le valli del Natisone, il Coglio, la parte della zona di Gradiva, per poi arrivare a tutta la zona del Carso, quindi ci sono già qua delle differenze di culture, di lingue, di tradizioni. Quello che io mangio a Tarvisio non lo mangio sicuramente a Muggia, così come quello che io vedo storicamente o culturalmente a Cividale non lo vedo a Gradisca. Quindi questo è sicuramente uno dei pregi dell'Alpe Adria Trail, che effettivamente lo rendono un percorso molto, molto stimato da parte dei turisti. Questo è il percorso. Chiaramente lo vedrete piccolo, però giusto per farvi un'idea. E la cosa che poi è stata pensata proprio come simbolo dell'Alpe Adria Trail è stata la creazione del cosiddetto giro, del cosiddetto ring, ovvero sono 6 tappe nella zona dei 3 confini, quindi nella zona del Tarvisiano, di Kraniška Gora e della parte più meridionale della Carinzia, dove quindi lì veramente in 6 tappe, quindi in 6 giorni, una persona, un turista, può camminare e scoprire questo percorso passando in 3 posti diversi, in 3 nazioni diverse. Queste sono le tappe dell'Alpe Adria Trail in Friuli Venezia Giulia. Come vedete abbiamo inserito anche le tappe del ring che vi dicevo prima, quindi toccano la parte di Valbruna, Tarvisio, passando per il Lussari, i laghi di Fusine, poi il rifugio Zacchi. C'è poi la parte coinvolta delle valli del Natisone e di Cividale, poi praticamente dalla zona di Tolmino si arriva a Tribil, si arriva a Cividale, si passa nella zona dei colli orientali al comune di Prepotto, da lì si va in Slovenia a Brda, si rientra nel Coglio friulano, quindi i comuni di Cormons, comuni di Capriva, San Lorenzo, fino ad arrivare a Gradisca, e dopo da lì si iniziano le ultime tappe, che sono le tappe che portano sul Carso. Quindi sostanzialmente da Gradisca Bisonte si passa a Sagrado e giù, praticamente passando per Doberdò, Duino, tutta la zona, diciamo, dei paesini periferici all'interno del comune di Trieste, come Prosecco, come Opicina, come Basovizza, e fino ad arrivare poi nella zona diciamo, più settentrionale della penisola istriana, ovvero i 2 comuni che sono in Friuli Venezia Giulia, di Diolina, San Dorligo della Valle e Muggia, che è l'arrivo finale del percorso. Qualcosa vi ho già detto nelle slide precedenti, però l'importanza del percorso del progetto sta un pochino in questo schema, che è apparentemente semplice, però in realtà si potrebbe parlare per svariati minuti. L'Alpe Adria Trail è un percorso transfrontaliero ed è una cosa che è sempre piaciuta soprattutto ai turisti che non hanno mai vissuto quello che è stato un confine,
quindi l'idea del confine è il fatto di non potersi magari muovere, o per potersi muovere dover fare lunghe code, dover avere documenti, dover fare permessi, dover avere richieste, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa che ha sempre affascinato negli ultimi, almeno nell'ultimo decennio. È un simbolo del turismo slow, perché come vi dicevo si fa esclusivamente a piedi. È anche un simbolo della sostenibilità, perché sostanzialmente il camminatore, a parte essere un turista che già di per sé ama il tema della vacanza green e quindi è già sensibile su questo tema, ma poi effettivamente è un turista che, diciamo, incide poco all'interno, diciamo, quello che può essere l'ecosistema. Sostanzialmente non utilizza dei mezzi propri, utilizza in caso dei mezzi pubblici, è, come dicevo, sensibile, e dopodiché anche dal punto di vista, come dire, dei consumi, è un turista che sostanzialmente dorme, mangia e cammina. Non ci sono, poi magari può anche, per carità, usufruire di certi servizi come visite guidate, che però sono sostanzialmente poco impattanti. Ciò non significa che sia, tra virgolette, un turista povero. La spesa media di un camminatore è stata calcolata all'incirca sui 110 euro al giorno. E altra cosa molto importante dell'Alpe Adria Trail, soprattutto per quanto riguarda la parte più meridionale, quindi quella che va dalle valli di Matisone fino al Carso, permette di fare un turismo, di destagionalizzare il turismo. Cioè, quindi non si vanno a creare i grandi flussi turistici che sono solitamente quelli dell'estate e dell'inverno, quindi chiamiamolo così, mare e montagna per quanto riguarda lo sci, ma permette effettivamente di poter godere di questo percorso anche, e forse soprattutto se pensiamo magari al Carso o al Coglio, nei periodi tra la primavera e l'autunno. E poi l'Alpe Adria Trail è sì natura, però è anche storia. Il Carso, ci sono tutti i resti della prima guerra mondiale, si tocca Cividale, si tocca Gradisca di Sonzo, c'è tutto il tema della cultura, ci sono decine di musei che si possono visitare lungo la Pedra Trail, e poi, non ultimo, insomma, quella che vi dicevo prima, un po' l'enogastronomia. Vado rapidamente verso la conclusione, ho altre 2 slide per spiegarvi anche quello che c'è dall'altra parte, perché chiaramente sì, l'Alpe Adria Trail è come dire, un prodotto turistico che è per i turisti e che è stato creato per far sì che i turisti vengano in Friuli Venezia Giulia, chiaramente per visitare la regione e ovviamente per alimentare quello che è un sistema economico. Però in realtà l'Alpe Adria Trail ha permesso anche di far rivivere alcune zone della regione che possiamo tranquillamente definire come delle zone, diciamo, di seconda fascia dal punto di vista turistico. Cioè non stiamo parlando di una Lignano, una Grado, una Trieste, una Udine, comunque località e città che sono già ben inserite all'interno di quello che è il mercato turistico. Perché se escludiamo Tarvisio, soprattutto per quanto riguarda poi chiaramente il turismo, diciamo, invernale, tralasciando l'ultimo inverno con tutti i suoi problemi, però il resto delle aree che sono attraversate sono le valli del Matisone, sono la parte diciamo del Coglio, che sì, è famosa per la gastronomia, però magari è un po' meno famosa per fare una visita dal punto di vista della camminata, del turismo slow, e poi tutta la parte del Carso. Questo percorso ha permesso di andare a creare un prodotto specifico, di andare a creare un'offerta e di sviluppare la ricettività e le attività locali, perché sono rinate strutture ricettive come bed and breakfast, come affittacamere, come piccoli alberghi. C'è tutto il tema, che ne so, del trasporto bagagli, il tema dei piccoli ristoranti o dei piccoli negozi di paese, che nel momento in cui ci sono dei turisti che camminano, gli vale la pena riaprire, magari non riaprire tutto l'anno, ma si riapre in estate. Quindi in qualche maniera alcuni paesini anche possono rivivere grazie a questo tipo di prodotto turistico. E quindi si è lavorato anche da questo punto di vista qua. Quindi si è lavorato nel consolidare sul mercato il prodotto. Chiaramente una cosa importante è dare visibilità sul sito, che
un sito molto, molto frequentato, soprattutto sul mercato tedesco, sul mercato austriaco, comunque su, diciamo, quella fascia, perché i camminatori sono per la maggior parte tedeschi, austriaci, scandinavi e provenienti dal Benelux. E quindi tutti questi turisti possono vedere effettivamente dove si trova l'albergo XY nel paesino di 5 abitanti nelle valli del Napisone piuttosto che sul Carso. Gli viene dato il materiale informativo e gli unici requisiti che venivano chiesti era quello di essere entro i 10 km dal trail, chiaramente, per una questione di insomma, comodità per chi cammina, essere a conoscenza del trail e quindi voler dire partecipare anche ai corsi di formazione che vengono organizzati. Chiaramente si ha un rapporto di privilegiato con il centro di prenotazione e una registrazione delle presenze. Al momento, questo è un numero diciamo dell'anno scorso, però al momento le strutture attualmente aderenti sono 70 lungo tutto l'Alpedre Trail in Friuli Venezia Giulia. E l'Alpedre Trail ha creato un aumento della sensibilità verso argomenti come la sostenibilità, il green e quello che è il turismo consapevole. È un modo di vivere, di scoprire e apprezzare un territorio in modo diverso. Cioè, non è come l'esterno, cioè non è come il turista che va magari in una località, potremmo definirla un po' fittizia, no? Nel senso che vive la località che proprio nasce per il turismo e però se ci tornasse in un altro periodo dell'anno, magari in inverno, eccetera, trova un altro tipo di località. Cioè, se tu vai in estate a Tribil Superiore, la vedi Tribil Superiore in estate, se tu ci torni in inverno, la vedi in inverno, ma è sempre Tribil Superiore, è sempre abitata da quelle persone e la vita sostanzialmente cambia a seconda delle stagioni, ma è sempre quella. E quello che vi dicevo prima ha permesso di sviluppare dei nuovi servizi in zone ritenute poco strategiche fino a qualche anno fa e poi questo poi chiaramente spinge anche alla creazione, non alla reazione, scusate, manco una C, di reti tra operatori per poter soddisfare le esigenze dei turisti. Questa è un'altra cosa importante che chiaramente permette all'economia di un'area di poter vivere anche grazie al turismo. E ho concluso e vi ringrazio. Grazie Nicola, grazie soprattutto di averci fatto pensare un po' alle vacanze, diciamo che in questo periodo sicuramente è una nota positiva. Penso che penseremo ancora un po' alle vacanze adesso che parla scusate un attimo, Gabriele. Gabriele è socio fondatore della startup Freeland, che è un progetto di ospitalità, possiamo dirlo così, a basso impatto ambientale, quindi turismo anche come vivere un'esperienza che ha una forte vicinanza con la natura e quindi il basso impatto ambientale lo sia anche dopo, non solo nel momento del viaggio. Ti lascio subito la parola e metto in condivisione la presentazione. Sì, grazie Elisa. Purtroppo c'è stato questo problema tecnico per cui ti chiederò di avanzare nelle slide. Non c'è problema. Ecco, allora, sì, se partiamo, Okay. Esatto, no, figurati. Eccoci. Eccoci, bene. Allora, no, intanto grazie innanzitutto per l'opportunità, insomma, di intervenire a questa sessione, diciamo che ci tocca molto da vicino, è collegato ai temi della sostenibilità e della mobilità. Ecco, sul fronte mobilità, ecco, la nostra iniziativa, diciamo, in realtà c'è una componente di mobilità, ma diciamo, è molto statica dal punto di vista proprio dell'offerta, del tipo di iniziativa che adesso vi racconterò. Allora, Freeland è una startup nata nel 2019 con l'idea di creare, diciamo, delle strutture ricettive mobili che potessero essere spostate all'interno, diciamo, di un territorio come il nostro, come il Friuli Venezia Giulia, in aree particolarmente, diciamo, belle, interessanti dal punto di vista naturalistico. E questo per creare un rapporto diretto con la natura e apprezzare, diciamo, quello che il nostro territorio ha da offrire. Quindi si tratta, diciamo, di alloggi
che noi abbiamo progettato, costruito e di cui gestiamo poi il posizionamento e poi l'affitto, diciamo. Sono alloggi chiaramente a uso turistico ricettivo e che noi appunto andiamo a collocare, quindi andiamo a cercare le varie location, i vari posti, diciamo, all'interno del nostro territorio, li posizioniamo per periodi limitati e portiamo poi le persone a vivere delle esperienze. Ecco, se possiamo andare avanti. Ecco, questo si collega un po' a un nuovo tipo di turismo, che è un turismo legato all'attenzione per l'ambiente, ma anche alla, diciamo, necessità di isolarsi in ambiti, in contesti naturali, a stretto contatto con la natura. E questo è un trend che parte ben prima del 2020, ben prima insomma dell'epidemia, e infatti già diciamo qualche anno fa la struttura diciamo più visitata su Airbnb era questa casetta in California, immersa appunto in un bosco, e la nostra iniziativa segue un po' questo trend insieme a tante altre iniziative anche in regione che stanno un po' seguendo questo filone, un filone diciamo legato al rispetto per l'ambiente, per il territorio, un filone legato a un turismo lento e quindi che permetta un po' di uscire un po' dallo stress e dalla frenesia diciamo del lavoro, insomma, della vita ordinaria, insomma. Ok? Ecco, quindi diciamo che dal punto di vista dell'approccio nostro, noi come offerta ci rivolgiamo sì ai turisti, ma prima ancora a residenti, quindi diciamo il nostro è un turismo molto di prossimità, e anche ai viaggiatori chiaramente, però diciamo sempre riferito a un intorno che è intorno ai 100-150 km ecco, dalla nostra regione. Una caratteristica molto importante della nostra iniziativa è che gli alloggi sono mobili e sono totalmente scollegati dalla rete, tecnicamente appunto off-grid, ma la particolarità è che non richiedono nessun tipo di allacciamento né la rete idrica né fognaria e niente. Questo perché diciamo, abbiamo implementato una tecnologia integrata che permette proprio questo tipo diciamo, di utilizzo e questo permette di non consumare o alterare il territorio, perché è proprio uno dei nostri capisaldi insomma, di questo progetto. Quindi il tema poi della progettazione su cui siamo partiti ancora a fine 2017 è centrale, quindi abbiamo utilizzato diciamo, una serie di strategie di ecodesign per implementare il progetto in ottica circolare, quindi con l'idea diciamo, di salvaguardia sia del suolo, sia dell'utilizzo di acqua e anche diciamo, del consumo di energia. E vedremo fra poco anche come nel dettaglio. Ecco. Altro aspetto che diciamo che è molto importante è legato all'esperienza. Le esperienze autentiche, quindi ci distacchiamo un po' dall'idea diciamo, del campeggio con l'idea diciamo, di collocarci in aree esclusive in cui un modulo, diciamo un'unità, un alloggio è posizionato e in maniera molto intima permette alle persone di vivere il proprio contesto, quindi non in batteria, magari 10 unità una vicino all'altra, ma non c'è visione ecco, rispetto ad altre strutture ecco, nelle immediate vicinanze. Questo è un altro aspetto diciamo, molto importante. Con l'obiettivo di ottenere diciamo, il massimo comfort che è dato appunto da un livello di progettazione degli interni di un certo tipo e allo stesso tempo ottenere un livello diciamo, di relax e di contatto appunto con questi luoghi naturali. Ultimo punto importantissimo è il rapporto con il territorio, nel senso che noi ci teniamo a creare diciamo, sinergie con il territorio, quindi molto spesso ci sono gli stessi comuni che ci chiamano per proporci diciamo, dei posti, proporci diciamo, delle location
e questo, diciamo, ci fa molto piacere, e in cambio, diciamo, noi ci teniamo a dar visibilità quindi a tutte quelle destinazioni secondarie meno conosciute, anche alle persone, diciamo, della nostra regione, e che permettono appunto di quindi dar visibilità attraverso, ad esempio, delle guide a quello che un determinato territorio ha da offrire in termini, ad esempio, di agriturismi, piuttosto che di percorsi, piuttosto che appunto altre economie appunto locali. Ok. Ecco, dal punto di vista tecnico abbiamo lavorato molto sulla parte progettuale, quindi abbiamo, come dire, implementato tutta una serie, diciamo, di soluzioni tecniche e tecnologiche che ci permettono, diciamo, da una parte di garantire un certo livello di comfort per l'area living, e dall'altra, diciamo, tutta un'impiantistica integrata per principalmente la gestione dell'acqua, la gestione dell'energia, diciamo, da fotovoltaico, l'utilizzo, diciamo, poi di materiali naturali e materiali riciclati, e allo stesso tempo garantire la semplicità nel trasporto, perché appunto questi alloggi vengono posizionati in un'area e dopo 3-6 mesi vengono posizionati, anche a seconda della stagione e a seconda della richiesta, vengono posizionati ad esempio in un'altra area. Abbiamo testato anche tecnologie avanzate come quella dell'idrogeno, come test, diciamo, ma abbiamo visto, insomma, che sono abbastanza ancora in fase diciamo, di necessaria maturazione, e stiamo, diciamo, lavorando sui temi di ricircolo e di gestione dell'acqua, in particolare, ad esempio, per andare a alimentare, ad esempio, il VC, eccetera. Quindi anche questo è un aspetto, diciamo, molto, molto centrale. Ok? Ecco, queste sono alcune foto degli interni. Questa è la versione 2, diciamo, del progetto, questo è stato lanciato l'anno scorso ad agosto, e gli interni, come gli esterni, sono realizzati completamente in legno. Quindi diciamo che rispetto a un caravan le finiture, il minimalismo che abbiamo scelto, ecco, per gli interni, i livelli di comfort sono molto diversi, così come le aperture, le vetrate, come si possono vedere qui, insomma. E dopodiché, ecco, se possiamo andare alla prossima slide, grazie. Ecco, questa è un po' una schematizzazione dell'aspetto proprio di circolarità del progetto, ovvero ci sono diversi livelli di circolarità che hanno a che vedere in prima battuta con la gestione gestione degli alloggi, quindi banalmente la gestione e il recupero dell'acqua, perché come dicevamo l'acqua non viene scaricata a terra, ma viene recuperata attraverso la nostra manutenzione periodica. C'è un secondo livello, diciamo, di riposizionamento che permette di ridurre gli impatti su un'area, un territorio, un'area geografica specifica. E terzo aspetto, diciamo, di circolarità, che vedere sul modello di servizio, nel senso che noi non vendiamo i moduli, li produciamo e li affittiamo direttamente, e quindi diciamo che come strategia di ecodesign andiamo a prolungare il ciclo di vita del prodotto, cercando chiaramente di farlo durare il più possibile rispetto a un approccio lineare dove chiaramente questo viene un po' meno, insomma. Ecco, non vado magari troppo nei dettagli proprio per ridurre un po' le tempistiche. E niente, per concludere, siamo stati presenti in regione già in diversi posti molto belli, tra cui in Val Saisera, dove appunto abbiamo lanciato l'iniziativa l'anno scorso e siamo tornati quest'anno con un alloggio proprio di fronte, diciamo, al Montaso, Iofuart, insomma, una zona molto, molto scenografica. Questa è la vista un po' della location. E qui possiamo scorrere, ecco, qui eravamo a Capriva, siamo stati 2 mesi a Capriva, questi sono gli interni, Colli Orientali, dietro la tenuta della Tunella, qui a Carlino, di fronte alla laguna proprio, Mont di Prat, dove siamo tuttora, provvista sul tagliamento sull'Arzino, Rive d'Arcano,
qui abbiamo fatto un test fondamentalmente in una zona particolarmente bella vicino al castello. E di nuovo Valbruna, ecco, con l'ultimo alloggio che attiveremo proprio a brevissimo, che è un po' la nostra terza versione, diciamo, di questo, terza e mi auguro, insomma, quella definitiva per quanto riguarda appunto questo modello, questo alloggio. Ok. Ecco, questa è la foto. E niente, per concludere, diciamo una cosa che per noi è veramente centrale, proprio il rapporto con gli ospiti, la necessità costante di ascoltare un po' la loro voce e di, come dire, puntare a quello che è, diciamo, un'esperienza rilassante che permetta di rigenerare le persone, insomma, come dire, dal day by day e soprattutto dalla iperconnessione legata un po' al digitale. Ecco. Questo, se ci sono poi domande, ecco, rispondo magari molto volentieri in coda. Grazie Gabriele, soprattutto per l'ultima slide, è molto bello vedere anche i bigliettini di ringraziamento. Non porto via altro tempo perché siamo tardissimi, passo la parola a Irene Quaglia di Anima Impresa. Lei si occupa da anni di comunicazione, di sostenibilità e collabora appunto con l'associazione Anima Impresa in diversi progetti di cui adesso ci parlerà. Sicuramente ci farà una breve introduzione di quello che è Anima Impresa e poi anche di quello che succede. In questo caso stiamo passando da questo magnifico mondo dei viaggi un po' più, torniamo al mondo del lavoro, mettiamola così. Infatti, non so, prossima volta cambiamo la scaletta, facciamo sì, forse era meglio prima lavoro e poi mi viaggi. sento in colpa adesso a parlare di aziende. Forse sì. Grazie Irene, a te la parola. Grazie a te, adesso vediamo se va. Ok, ci siamo. Sì, mi ero completamente lanciato in un altro mondo adesso, con tutte queste bellissime immagini. Tocca tornare in azienda. Bene, io sono Irene Quaglia, vi ringrazio per questo invito e vi ringrazio anche per tutto questo ciclo di incontri che è davvero interessante perché permette di dare proprio concretezza alla sostenibilità, che è qualcosa che ormai si sente nominare troppo spesso, sempre con sì, diverse declinazioni, ma qua trovano delle espressioni concrete della vita quotidiana, soprattutto nel nostro territorio, e mi fa molto piacere. Bene, io collaboro, come ha detto giustamente Elisa, con l'associazione Anima Impresa, che vi dirò velocemente che cos'è. È un network di aziende che è nato più di 11 anni fa e unisce appunto al suo interno aziende e persone interessate a promuovere la responsabilità sociale di impresa, che altro non è che la sostenibilità applicata in azienda, nel business. È nata più di 11 anni fa da un gruppo di visionari, per così si può dire, che appunto avevano visto che in Friuli mancava comunque una compagine che riuscisse a riunire sotto un unico cappello tutte quelle esperienze che comunque si facevano già sporadiche inerenti alla sostenibilità, però non si riusciva in qualche modo a uniformarle o comunque a dare un'etichetta, per quanto non ci piacciono le etichette, di sostenibilità, di una visione di territorio. E quindi è stata creata questa associazione che da un gruppo minuscolo di persone arriva oggi a contare più di un centinaio di soci, di cui proprio il 60% sono aziende, di tutte le dimensioni, giusto a dimostrare come la sostenibilità sia trasversale. Cioè possono essere studi professionali di 2 persone come multinazionali. E questo si declina appunto in una promozione costante della sostenibilità con diverse categorie di persone con cui ci relazioniamo. È ovvio che le aziende sono il core, ma poi non possiamo prescindere dal parlare con le persone, con i cittadini, con le scuole, le università, le istituzioni. Vado veloce, salto qualche passaggio perché sennò vedo già che i numeri stanno diminuendo di minuto in minuto, è come un Hunger Game qua. Ok, e come lo facciamo? Lo facciamo tramite diverse modalità. Abbiamo appunto progetti con le aziende, magari per implementare la sostenibilità o per rendicontarla. Ci relazioniamo con le associazioni. Proprio adesso abbiamo finito un percorso con CSV, il Centro Servizi Volontariato, per promuovere il volontariato di impresa, che sono una forma di collaborazione tra profit e no profit. Facciamo tantissimi convegni.
per promuovere appunto buone pratiche delle nostre aziende che cercano di promuovere la sostenibilità sia all'interno che all'esterno dell'azienda in sé. Poi collaboriamo con tanti tesisti, abbiamo appena lanciato il premio di laurea Anima Impresa Young, la seconda edizione dedicata a premiare le tesi sostenibili. E insomma facciamo diverse cose, tra cui moltissima comunicazione. Con le aziende, che sono ovviamente il nostro focus, cerchiamo negli anni abbiamo affiancato anche un team di consulenti che si è specializzato in diversi ambiti della sostenibilità e cerchiamo comunque di aiutarle a implementare la sostenibilità e soprattutto a rendersi conto di cos'è la sostenibilità, per poterla raccontare e soprattutto renderla strategica all'interno dei propri piani di lavoro e di business a breve e a lungo termine. Perché ve ne parlo? Perché appunto stiamo parlando di stili di vita sostenibili, di turismo sostenibile, che speriamo di provare presto, e di tutto ciò che è inerente alla sostenibilità e che può essere in qualche modo motivato o promosso anche dalle aziende, perché le aziende hanno in qualche modo una leva di potere, di promozione, di comunicazione per promuovere certi stili di vita che sono appunto, possono essere appunto o di trasporto o di altre modalità. In questo caso ovviamente mi sono un po' soffermata sulla mobilità. Ci sono diverse aziende che sul territorio stanno spingendo tanto per promuovere, dopo averla promossa al proprio interno, stanno facendo dei progetti per promuoverla verso l'esterno della propria azienda, quindi aprendo le porte della propria azienda e coinvolgendo il territorio. Questo è un esempio di CDA, un'azienda di vending, che forse conoscete, di Thelma Sons, che ha intrapreso un percorso già qualche anno fa per fare una strategia di sostenibilità, cioè incentrare tutti i propri piani di sviluppo sulla sostenibilità. Questo è la ciliegina, si può dire, è l'ultimo passaggio. Ha messo una colonnina elettrica fuori dalla propria azienda che è aperta al territorio ed è ovviamente, chiaramente è utile perché parallelamente si è fornito di un furgone elettrico ed è la prima realtà di vending a farlo in Italia, però ovviamente è un'apertura al territorio che spinge a dare un'infrastruttura in più a chi magari un domani volesse approcciarsi alla mobilità elettrica. E quindi comunque un passaggio che è frutto di una strategia di sostenibilità che prima è stata interiorizzata e adesso si apre anche al territorio e diventa contaminatrice positiva. E lo stesso, cioè vi dico che questa è stata l'ultima ciliegina perché la sostenibilità è un percorso un po' più a lungo termine da parte delle nostre aziende. Per esempio, lo stesso Catalan aveva iniziato, non è che da un giorno all'altro si prende un furgone elettrico, perché intanto è un costo e abbiamo visto che la sostenibilità non può essere, cioè deve essere sostenibile anche economicamente. E comunque ci vuole prima una forma mentis tale che permetta di renderlo appunto un'evoluzione naturale della cosa. Lo stesso CDA ha fatto tutto un percorso di formazione per i propri autisti dei furgoni per rendere la loro guida il più efficiente possibile, sia in termini di emissioni di CO2 e quindi di conseguenza anche per ridurre i consumi. Tutto quello che veniva guadagnato, risparmiato in termini di consumi, tornava in busta paga agli autisti e quindi c'era anche un incentivo, un circolo che si autonutriva, autoalimentava in questo modo, cioè quindi gli autisti erano spinti a consumare di meno e nel momento stesso venivano educati sulla mobilità sostenibile, su una mobilità che fosse più sostenibile e si creava dei circoli virtuosi che poi venivano riproposti anche al di fuori dei furgoni ovviamente aziendali. E questa è una modalità attraverso cui l'azienda può creare una promozione della sostenibilità virtuosa anche al di fuori dei confini aziendali. Un altro modo è fare degli eventi tipo Green Style Day, che è l'evento di Oro Caffè che ogni anno propone, a parte, cioè l'ultima edizione ovviamente del 2019 per ovvi motivi, e chiama da tutta Italia, fa una specie di fiera in cui chiama da tutta Italia relatori inerenti appunto all'economia circolare, istituti di ricerca, aziende leader del settore e cerca di dare degli strumenti per essere sostenibili nella vita quotidiana. E lo fa nonostante ciò esuli completamente dal suo core business perché Oro Caffè farà ovviamente caffè.
Insomma, è un modo in cui l'azienda apre le porte al territorio e mette a disposizione le proprie risorse per educare i cittadini, educare e semplicemente far conoscere delle nuove modalità possibili, che sicuramente non sono alla portata di tutti ancora, nonostante abbiamo visto i prezzi prima delle bici elettriche, adesso ci si farà dei pensierini anche su quello, però insomma almeno il far conoscere delle possibilità che altrimenti sarebbero sì, precluse a chi magari non aveva semplicemente mai sentito parlare. E quindi in questo caso anche ci si apre sempre al territorio e lo si educa cioè dopo aver interiorizzato la sostenibilità internamente, la si diffonde anche all'esterno. Una modalità attraverso cui le aziende possono farlo, cioè ormai si stanno sviluppando molteplici applicazioni per fare anche del car sharing aziendale. Questo è JoJob, che adesso ha cambiato JoJob RT, è semplicemente un'applicazione per promuovere il car sharing tra i diversi collaboratori di un'azienda. È sulla falsariga di stesso paradigma di BlaBlaCar. Tu inserisci da dove parti, dove devi andare, l'orario in cui devi fare quella tratta e vedi se qualcun altro può condividere l'auto con te. Ed è ovviamente inutile dire quanto si risparmia in termini di benzina, di emissioni e così via. E quanto si guadagni magari anche in ambito sociale, ma questo è un altro discorso molto più ampio. E infine vi lascio con una modalità a cui posso invitarvi già da ora a partecipare, che è un festival, una festa, che organizza il proprietario di una fabbrica di cioccolato e di caffè, quindi già per questo mi sembra un ottimo motivo per partecipare, ad Aquileia, che si chiama Cocambo, e l'imprenditore è Piero Zerbin, e lui già da qualche anno ha intrapreso un percorso di rigenerazione sostenibile della propria azienda, quindi si è messo là, ha detto noi siamo qua, dove vogliamo essere tra 10 anni, e da allora ha iniziato a fare diversi piccoli passetti in direzione della sostenibilità, fino a decidere lo scorso anno di in qualche modo far vedere quello che aveva fatto e soprattutto riunire un sacco di realtà del territorio a poter esprimere anche la propria strategia di sostenibilità. E quindi è venuto fuori un bellissimo evento che ha coinvolto tantissime realtà anche ricettive del territorio, quindi di accoglienza, turismo sostenibile, qualche proposta di turismo di mobilità sostenibile, le bici elettriche, le auto elettriche, e ha creato insomma un parterre sia di aziende, ma anche di associazioni del territorio, e soprattutto ha creato una comunità laddove magari prima non c'era, o meglio, ci si confrontava solo per altri, per il business, invece qua non è più un B2B, ma è fare una comunità anche per offrire un pacchetto turistico che sia comunitario e collettivo, e quindi valorizzare quelle bellezze che il nostro territorio indiscutibilmente ha, perché le abbiamo viste anche nelle presentazioni precedenti, e fare della sostenibilità un punto di forza, laddove ormai è un punto imprescindibile di cui tenere conto nel momento in cui il turista ormai è sempre più informato ed è sempre più interessato a queste tematiche. E quindi da un evento così si può creare anche a livello di marketing territoriale qualcosa di davvero utile e che ha avuto tanto successo che appunto si ripeterà quest'anno in forma molto più grande e con altre partnership molto più, un reticolato di partnership molto importante, e quindi vi invito tutti a partecipare il 25 settembre ad Aquileia. E, insomma, noi ci saremo, speriamo ci sarete anche voi. E tutto ciò per dire quanto anche le aziende, che bene o male sono formate di persone, possono in qualche modo interiorizzare sì esperienze sostenibili, ma soprattutto promuoverle al territorio all'interno delle quali operano, e riportare un po' di quel valore che prendono lavorandoci. Tutto qua. Cioè, che non è tutto qua, ma insomma, banalmente. Se avete delle domande io sono a disposizione, trovate la mia mail qua così non rubiamo più tempo all'incontro. Se volete vedere anche il sito Associazione Anima Impresa, noi facciamo davvero tantissime cose e insomma mi è dispiaciuto saltare così velocemente la presentazione, ma l'ho fatto per il vostro bene, così possiamo andare tutti a fare l'Alpe Adria Trail. Grazie, grazie Irene, veramente grazie.
E non rubo nessunissimo minuto a Bruno Grizzaffi, a cui lascio l'onore di tirare un po' le fila della giornata. Bruno Grizzaffi, vi dicevo prima, è coordinatore dell'Ufficio Progetti Europei, partecipazione del Comune di Udine, e di solito chiude questo ciclo di webinar con un suo sempre piacevole intervento. A te la parola, Bruno. Grazie Elisa. Noi si dice che siamo visionari e non solo, siamo anche responsabilmente ostinati. Ci rendiamo conto che non possiamo concludere, perché continuiamo comunque a essere visionari, e se no non lo saremo, quindi il sogno. Però ci rendiamo conto, anche con questa tappa, questo quarto incontro, che non si tratta più di sogno proprio, ma è un altro mattone per contribuire a cambiare i nostri comportamenti anche dei cittadini, e spieghiamo così, anche si spiega perché assieme a APE, assieme all'università, assieme a Frame, abbiamo pensato questo ciclo di conferenze. Quindi l'obiettivo era quello, inizialmente era molto semplice, era quello apparentemente ambizioso, di affrontare i temi della mobilità sostenibile. Io credo, grazie alla qualità, alla passione dei relatori, possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto pienamente. Quindi un grazie, non solamente mio ovviamente, ma un grazie dal sindaco, da parte di tutta la giunta, in particolare anche dall'assessore Giulia Manzan, che è l'assessore alla pianificazione territoriale e anche ai progetti europei e partecipazione. Quindi siamo partiti, cercare di fare anche un filo conduttore, siamo partiti dal nostro impatto con Alberto Bertossi, che ci ha fatto considerare quanto può essere il peso della mobilità. Poi Julie di Federconsumatori ci ha offerto l'opportunità di capire quali sono i mezzi anche dell'economia circolare, i mezzi di trasporto. Abbiamo visto con l'ingegnere Croppo come anche il Comune di Udine è attento alle azioni, portando quel concetto, contribuendo a portare quel concetto di mezzo di trasporto di proprietà a mezzo di trasporto come servizio. E da lì siamo partiti in un vero viaggio per arrivare in quella proposta, per dire, ma noi come cittadini, come consumatori, come possiamo fare? Non solamente andando a lavorare, ma anche facendo turismo. Quindi turismo come cittadini responsabili. E grazie quindi a Promoturismo, grazie a Freeland, abbiamo visto come abbiamo delle opportunità per impattare sempre meno, per poi arrivare a capire che anche le aziende sfruttano il tema dell'economia circolare per essere più competitivi. Quindi vuol dire che c'è l'unione proprio tra il consumatore più attento e anche l'azienda più attenta. Quindi partiamo da questa conclusione per augurarci di rivederci mercoledì prossimo, non giovedì, sempre alle 17 sui temi del rifiuto, dei rifiuti. Partendo come? Con maggiore consapevolezza anche da quanto abbiamo imparato oggi, che ci sono i nuovi pilastri, specialmente anche per l'amministrazione e per gli enti. Nuovi pilastri che sono il ruolo degli enti locali, che devono ascoltare, per quello che facciamo, i cittadini e i consumatori, il ruolo quindi di collaborare giorno per giorno al miglioramento del nostro stile di vita, ma al tempo stesso proiettandoci nel prossimo incontro dove non esistono rifiuti, ma esistono risorse. E senza andare oltre, direi che abbiamo costellato, perché ormai siamo già oltre il giro di boa, e quindi ringrazio nuovamente tutti i relatori e tutti i pazienti e ascoltatori, perché sono le nostre risorse. Quindi un grazie di cuore a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie a voi tutti quanti, grazie.
Ci vediamo la prossima settimana. Grazie, ciao. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera.